Sono il presidente vicario della Consulta regionale dell'immigrazione sarda nel mondo. Abito in Svizzera da oltre 50 anni. La Consulta regionale dell'immigrazione sarda nel mondo è il parlamentino dell'immigrazione nel mondo, che rappresenta e dove sono rappresentati 135 di sardi nel mondo, in tutte le nazioni: Australia, Argentina, Canada, America, Europa e così via. Mi trovo qui perché stavo in vacanza ad Alghero, però sapevo di dover partecipare, di dover contribuire all'organizzazione, al coordinamento di alcune conferenze territoriali che dobbiamo inizialmente tenere in Sardegna. La prima è stata questa di Alghero, e proseguiranno altre conferenze, altre 3, se ne terrà una a Nuoro, una a Santa Giusta e l'ultima a Cagliari. Lo scopo di queste conferenze è quello di presentare il programma annuale dell'immigrazione, approvato dalla Consulta, sulla promozione economica della Sardegna. L'assessore ci ha chiesto, come struttura del mondo e come rete dei sardi del mondo, di fare un salto di qualità. E noi con questi convegni, con queste conferenze, stiamo presentando le attività che abbiamo già avviato su questa scia all'estero. Noi in Svizzera, come è stato detto stamattina, abbiamo già avviato da un paio d'anni uno sportello sull'internazionalizzazione. Stiamo promuovendo ancora un altro progetto sugli insider, sui contributi che potrebbero dare e che dovrebbero dare i giovani delle seconde e terze generazioni, giovani che sono imprenditori, sono dirigenti di grandi imprese, ricerca, dottori, professori. Abbiamo anche, non tutti sono certamente laureati e diplomati, però con il contributo di questi ragazzi che hanno una doppia cultura, una cultura europea, una cultura svizzera, ma soprattutto perché figli di sardi, una cultura regionale, li stiamo coinvolgendo per far sì che possano dare qualcosa, a far sì che la regione Sardegna possa crescere nella sua economia, non solamente turistica, ma anche nella valorizzazione del territorio, anche per quanto riguarda le sue vocazioni agropastorali, che non bisogna dimenticarle, che devono essere in sinergia con tutte le altre attività. In poche parole, lo scopo di queste conferenze è quella di valorizzare le coste, ma soprattutto di coniugarle, di farle lavorare in simbiosi con l'interno della Sardegna.